Intanto vorrei ringraziare la città di Jesolo, il comitato di Piazza Milano, la libreria Principalli e i presenti, primi per l'invito, e voi perché siete qua insieme a te che conduci la serata. Penso che la definizione di politico in questa chiave sia accettabile. Politico tutto ciò che riguarda la vita che noi viviamo insieme in una località, in una comunità, appunto la polis, la città, e ciò che riguarda la città, cioè il luogo in cui passiamo la nostra vita, ci riguarda tutti. Il libro è una narrazione. Io l'ho composta utilizzando gli strumenti che ho affinato nel tempo, che sono quelli del racconto puro, come si raccontano le storie, insieme a quelli dell'analisi più tecnica, scientifica di alcuni aspetti della vita sociale. Andrea Zanzotto, che tra l'altro vive non molto lontano da Gorgo al Monticano e neanche molto lontano da qua, che è uno dei grandi spiriti della nostra regione, ma direi del nostro paese, della nostra Europa, insomma, uno dei grandi poeti contemporanei e anche una grande voce della sua terra, di questa nostra terra, confrontandosi con i problemi posti dalla globalizzazione che sconvolge le frontiere, cambia le culture, le mescola, appunto, cambia i paesaggi, anche i nostri, insomma, dove siamo nati li vediamo cambiare rapidamente, cambia le lingue, le mescola, parla del remissiamento, e questo remissiamento, questo rimescolamento delle cose, che potremmo anche chiamare globalizzazione, appunto produce quella situazione che ricordavi tu, produce la trasformazione della nostra regione da terra da cui si va via, no, per farsi una vita altrove, a terra in cui si arriva, a volte si ritorna, più spesso si arriva per cercare qui un'opportunità. Gorgo al Monticano è un piccolo paese in cui c'è una quota molto elevata di lavoratori immigrati che vengono da decine di paesi del mondo, ci sono molti indiani, ci sono molti romeni, naturalmente ci sono lavoratori che vengono da tanti paesi del mondo. Più o meno tutti si trovano abbastanza bene, più o meno tutti si comportano bene, poi ci sono quelli che si comportano male, ci sono i feroci assassini, gli efferati delinquenti come quelli che hanno commesso questo omicidio, uno dei quali soltanto abitava lì, uno era, come dire, un po' girovago, e gli altri due, uno certo, uno, come dicevo prima, sospetto, vivevano da altre parti ma comunque nella nostra regione. Il remissiamento è ciò che cambia tutto intorno a noi, e anche questo dentro Veneto di infinite sorgenti e pozze e risorgive fanno di questa terra un paradiso d'acqua, una rabbia dell'oro in odore, in colore, in sapore, ma per la vita più preziosa dell'oro d'oro e dell'oro nero. Sì, è un discorso che andrebbe ripreso specificamente, diciamo. Io ho voluto riprenderlo qua perché, in questo libro, perché c'entrava. Gorgo al Monticano è un paese appunto sulle rive di un fiume molto bello, il Monticano, che scende dalle Prealpi, da 2 o 3 sorgenti diverse, scaturisce poi da 2 o 3 rivoli diversi che confluiscono, prende la prima acqua forte, poi viene nutrito dalle risorgive appena scende giù oltre Conegliano, e scorrendo poi in pianura va dolcemente a buttarsi nella Livenza, e con la Livenza va nella zona di Caorle, qui a tuffarsi nell'Adriatico. Un fiume molto molto bello, e questa è una storia che si svolge sul fiume, ma è una storia che racconta anche del rapporto con quel fiume e con la ricchezza d'acque che nella nostra regione abbiamo la fortuna di avere. Quel passaggio lì allude al fatto che l'acqua è un bene sempre più raro nel nostro tempo e nel nostro mondo, che sta conoscendo una crescente siccità in molte aree, non solo in quelle tradizionalmente desertiche o desertificate tempo fa, ma altre in via di desertificazione.
molte guerre che si combattono oggi sono guerre per il controllo di aree in cui c'è molta acqua, comprese le varie guerre combattute nell'Iraq, che non c'è solo il petrolio lì, c'è anche molta acqua in una zona che ne è scarsa, e che è scarsa d'acqua. Il Veneto, il nord-est in generale, ma il Veneto in particolare, ha questa grandissima fortuna di avere un tesoro d'acqua che appunto è, dico lì, il nostro petrolio. Noi siamo come l'Arabia per il petrolio, noi siamo l'Arabia dell'acqua rispetto all'Europa, ed è un bene che nel mondo in cui siamo entrati, nel secolo in cui siamo entrati, sarà sempre del delitto è stato pesantissimo, è stato profondissimo, e quindi anche mesi dopo, quando io ho cominciato il lavoro, era vivissimo, tuttora è vivissimo. Qualche sera fa ero a Treviso a discutere del libro e insomma era tutta aperta la questione, quindi non è affatto dimenticato. Fra poco saranno passati 2 anni e questo fatto verrà ricordato, io penso, con la stessa intensità più o meno di un anno fa e dei giorni immediatamente successivi. Ho parlato con molta gente, da gente normale, pensionati, casalinghe, commercianti, artigiani, imprenditori, grandi e piccoli, il parroco, il sindaco, bravissimo tra l'altro, un sindaco che è stato molto capace di interpretare la propria comunità, un sindaco leghista che proprio per questa capacità è stato riconosciuto, vorrei dire, universalmente nel paese. Ci sono state le elezioni a maggio, poco fa, e la sua lista non ha avuto rivali, ha preso il 100% dei voti. Io penso proprio per questa capacità di interpretare fino in fondo in quella storia la propria comunità, anche andando oltre la stretta appartenenza politica, diciamo. Gli ultimi 2 giorni degli assassini cosa hanno fatto prima della notte del delitto? E in questi 2 giorni loro incontrano normalmente, si occupano di prostituzione, si occupano di droga, hanno dei complici italiani che gli danno la droga, hanno un complice italiano che gli tiene la pistola. A un certo punto il giovanetto romeno che tu citavi prima, il basista, chiamiamolo così, quando ha capito cosa hanno fatto loro, i 2 albanesi, lui pensava che andassero solo a fare una rapina, diciamo così, in realtà poi scopre cosa hanno fatto, no, è tentato di raccontare la verità e va da questo complice italiano, il quale gli dice: ma sei matto, non devi parlare, no? Cioè c'è un sottobosco intorno a questi che prepara il delitto, non nel senso che lo organizza insieme con loro, ma che legittima i comportamenti criminali uno dopo l'altro, più o meno criminali, ma tutti criminali, in alcuni casi efferati e brutali come quelli nei confronti delle donne sfruttate, in altri casi dentro un mercato micidiale che è tornato a essere in grande espansione come quello della droga, nel loro caso era cocaina, ma è sempre più contiguo ad altri mercati, come l'eroina, che è in grande ripresa purtroppo, no? O nel sottobosco dell'arte criminale di arrangiarsi con le piccole rapine, gli scippi, eccetera. C'è quindi un sottobosco in cui si muovono queste figure che va illuminato, che va disboscato in questo caso, altrimenti si riproduce di continuo. Questa storia non è solo la storia di un delitto terrificante, che è solo il punto culminante di una sequenza criminale che ha degli antecedenti e delle componenti che non sembrano così efferati, così brutali, anche se in alcuni casi, come nel caso dello sfruttamento della prostituzione o del mercato dello spaccio di droga, lo è comunque.